Grazie direttore. Ali Bincoletto, candidato sindaco di Caorle per Caorle in Progress. Perché ha deciso di candidarsi e che cosa rappresenta già dal nome Caorle in Progress? Beh, anzitutto mi presento, sono Bincoletto Ali, svolgo attività legale presso il Foro di Bologna e da qualche anno sono anche a Caorle. Caorle in Progress è una nuova lista civica che ve la voglio descrivere attraverso la lettura di 2 articoli di giornale che sono usciti su 2 testate della zona. Una nuova lista civica con l'obiettivo di diventare un partito. Il fondatore parla di coraggio nel voler affrontare la sfida. Nell'altra testata, Caorle in Progress, spiega Bincoletto, nasce come lista autonoma e trasversale che si rivolgerà alla totalità degli elettori, volendo affrontare da sola, senza paura, né padrini né finanziatori né gruppi di appoggio, i problemi del territorio e della società civile. Ma questo cosa vuol dire, candidato Bincoletto? Che voi non vi appoggerete ai partiti? L'intenzione è questa, perché riteniamo che la politica oggi, il partitismo ha fallito a livello nazionale e anche a livello locale. Noi ci proponiamo così, come lista autonoma, tuttavia sappiamo che da soli non è possibile governare un paese e siamo aperti e disponibili ad accogliere anche eventuali proposte da persone che nella loro esperienza politica, sia in maggioranza che all'opposizione nel paese, vogliono mettere a nostra disposizione la loro esperienza e la loro, tra virgolette, cultura che si sono fatti in questi anni. Decideremo noi però poi se... In 10 secondi, Bincoletto, se lei dovesse diventare sindaco di Caorle, la prima cosa che farebbe? 8 secondi. La prima cosa che farei? Sì. Penserei ai miei cittadini e farei, e dico a tutti e lo dichiaro, che le mie scelte saranno fatte nell'interesse di tutti. Grazie. Ringraziamo Ali Bincoletto, Lina, alla redazione centrale.